Abbiamo con noi il mister Sassu del Calangianus. Mister, innanzitutto il risultato che vi punisce alla fine dopo una buona prestazione nonostante le assenze, no? Beh, direi proprio di sì, un rigore a 2 minuti alla fine, a 5 minuti alla fine per meglio dire, è una sconfitta non meritata. Infatti ho fatto i complimenti ai ragazzi a fine partita perché ho poco da recriminare. Certo dispiace perdere così, sapevamo che qua era dura, è un campo ostico per tutti e venire qua a giocare con 7 fuori quota in campo era già dura in partenza, però a mio avviso la partita l'abbiamo fatta noi dal primo all'ultimo minuto, non abbiamo mai preso un tiro in porta che io ricordi, non ha fatto una parata forzati, quindi almeno il pareggio era giusto, però si sa il calcio è anche questo e accettiamo il risultato molto volentieri. E prendiamo per buona prestazione e pensiamo già a mercoledì che ci aspetterà un bel incontro. Ecco, puniti da un episodio, possiamo dire, sul quale avete un po' da recriminare. Su questo calcio di rigore l'arbitro ha punito probabilmente un fallo di mano in aria. Ma l'arbitro era più vicino di me, lui ha deciso per un calcio di rigore, io non posso solo che prenderne atto, basta. Ecco mister, voi siete venuti qua con personalità, come avete preparato questa partita a voi? Perché non è facile giocare sulla terra battuta, voi che avete il campo in erba naturale peraltro, sì. Dove spesso in inverno anche il clima condiziona, no? Certo, no, beh, anche in casa nostra il campo non è che ci permette di esprimere il gioco al meglio, però qua ti ripeto non è il fatto della terra battuta ma è il fatto che questa squadra il talore è seguita da un pubblico da invidiare, quindi è normale che vieni qua e fare risultato non è mai semplice. Noi abbiamo preparata con le poche pedine che avevamo a disposizione, perché anche da soldato giovedì scusami, si è fatto male, quindi abbiamo dovuto reinventare un po' qualcosa, pulina a centrocampo, insomma un po' di adattati diciamo così, però ti ripeto nessuna recriminazione o nulla da recriminare ai miei ragazzi insomma. Certo, e per chiudere, qualche recriminazione invece per questo giro d'andata, c'è qualche partita che magari vi lascia un po' di rammarico, soprattutto No. per i punti lasciati? No, assolutamente no. Forse quella di Orroli dove si è perso per 3-1, però capitano, le partite in questa maniera capitano. Abbiamo fatto un approccio sbagliato, abbiamo perso giustamente, abbiamo perso. Oggi a mio avviso molto ingiustamente. Certo mister, noi la ringraziamo, comunque facciamo a lei i complimenti per il lavoro che sta facendo col Calangianus, insomma una squadra ben messa in campo, un mister giovane e sicuramente dopo il Tortolì siete la squadra che ha avuto il rendimento più costante. In bocca al lupo per le prossime partite.